non scordare quanti eventi che mi fate avere qui al 340 6709 659. Sì, perché siete anche voi quelli che partecipate a questa strana trasmissione. Come si fa questa trasmissione? Non ci vuole niente, basta inviare l'evento che avviene magari nel vostro paese, nella vostra città, al 340 6709 659 e noi ne parliamo in questa trasmissione veloce veloce che si chiama È tutto un magna magna. In onda il mercoledì alle 12:10, in replica la domenica alle 12:30. Te capì? Partiamo? Eh sì, perché adesso poi iniziano anche gli eventi targati Natale, cominciano i mercatini natalizi e proprio questo weekend ci sono tante belle cose da vedere per creare un po' di atmosfera, nonostante stiamo nuotando sempre ancora una volta nella M. Beh, partiamo dalla provincia di Pistoia. Siamo a Pescia, signori. Non c'entra niente con il Natale, ma è sicuramente una bellissima atmosfera quella che ci sarà domenica 23 novembre. Pescia Antiqua, in piazza Mazzini e il centro storico, mercato di antiquariato, artigianato, vintage e collezionismo e tante curiosità profumate di antico. Pescia Antica, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra martedì 25 novembre, a partire dalle ore 15 ospita i flash mob della scuola Dance for Pescia Antiqua, edizione di domenica 23 novembre. Antiquariato selezionato, artigianato di qualità, vintage, collezionismo, mercatino delle stelle di Natale e naturalmente gli addobbi per l'albero e la casa, nonché un flash mob contro la violenza sulle donne. Mercatini di Natale. Ti vai a cacciare nei guai, Sammy Varin. Dov'è Filacciano? Porco cane, Filacciano in provincia di Roma, dai! Mercatini di Natale a Filacciano, signori, già da mettere in calendario. 13 dicembre, piazza Umberto I. E qui naturalmente l'appello figlio d'Apollo è per chi magari vive in zona o comunque frequenta la zona. Se siete artigiani, artisti, produttori e volete esporre le vostre creazioni, è il momento, non soltanto a Filacciano, Roma, ma un po' da tutte le parti in Italia, per partecipare a questi mercatini e per riuscire anche a vendere qualche cosa. Siamo a Villa Badessa, è anche qua in preparazione il villaggio di Natale a Villa Badessa, 7 dicembre dalle ore 15. Vivi la magia del Natale con noi, ti aspettano laboratori per grandi e piccini, la vera casa di Babbo Natale, animazione, trucca bimbi, la banda dei babbi di Natale, la divertentissima tombolata degli elfi e tantissime sorprese. Io voglio la tombolata degli elfi. Oh, attenzione, questi sono appuntamenti dove portare i vostri bambini, i vostri figli, i vostri nipoti, ma anche i più grandicelli ci devono andare perché fa bene al cuore, capito? 30 novembre, mercatino di Natale ad Apice Vecchia, Benevento, e ci sono anche tanti di questi tour organizzati che ti portano con l'autobus a questi mercatini, ed è bello anche, sì, tu dici in comitiva, un casino della miseria, no, poi uno va per i fatti suoi, ci si ritrova, certo, se vuoi tornare a casa, altrimenti ti lasciano lì. 30 novembre, ad esempio, mercatini di Natale ad Apice Vecchia in provincia di Benevento. Visita al Borgo Fantasma, io voglio vedere i borghi fantasma. Mercatini al Castello dell'Ettore, area food e souvenir. In questo caso un bus che parte dalla provincia di Caserta e ti porta in questa bellissima località. Io dico di partecipare anche a queste cose, tu dici intruppati eccetera, ma ve ne fottete altamente. Quando siete lì ognuno va per i fatti propri e ci si ritrova allora che bisogna ripartire, capito? Altro evento, magico parco di Natale al Parco del Grassano.
Sto pensando dove possa essere Grassano. Benevento, Benevento, magico parco di Natale al Parco del Grassano, il 21 di dicembre. Pista di pattinaggio, luminarie, mercatini di Natale, spettacoli dal vivo, stand artigianali e street food e incontro con il Grinch e Babbo Natale. Anche in questo caso, da Marcianise, Caserta, ti parte il bus, ti porta lì, te ne stai bello tranquillo per un po' di ore e si ritorna tutti insieme. E cosa te ne frega? Questo sabato partono i mercatini di Natale anche a Monza, mia città natale, e chiaramente ci farò un girettino perché ci sono tante cose belle da vedere e poi verso sera tutte queste luminarie, insomma, nonostante sia amministrata dal PD, un giro a Monza bisogna farcelo. 14 di dicembre, luminarie di Sorrento, luminarie, mercatini di Natale, mercatini dell'artigianato. Anche qua, signori, un altro autobus che parte dalla provincia di Caserta, ma ce ne potete fregare altamente, arrivare per i fatti vostri. Sono tutte idee che vi metto lì sul tavolo per chi non vuole restare a casa tutti i weekend. Lo so, andare sempre in giro costa un fracco di soldi, ma almeno una volta in queste feste di Natale la portate a fare un giro la vostra mogliettina, vale anche per Sammy Varin, non so se mi sta ascoltando. Natale a San Damiano d'Asti, signori, eccolo qua, 6 dicembre, ore 18, l'accensione dell'albero e delle luci di Natale. 6, 7, 8, 14 di dicembre, il mercatino di Natale presso il centro storico e anche il presepe vivente. 7, 8 e 14 dicembre nei sotterranei del paese. Borgo dei Sutè, piazza Santi Cosma e Damiano, dalle 14 alle 19:30. Natale a San Damiano d'Asti, chiaramente in provincia di Asti, a 2 passi poi dalla Lombardia. Ci siamo quasi, sabato 13 e domenica 14 dicembre, qui siamo a Cuneo, Piemonte. I portici di Corso Giolitti ospiteranno la manifestazione dedicata all'artigianato di qualità e al Natale. Babbo Natale e gli elfi aspetteranno i bambini con le loro letterine, signori. Portateli al mercatino di Natale in Corso Giolitti, sabato 13, domenica 14 dicembre, sotto i portici di Corso Giolitti a Cuneo, dalle 8 alle 19. E chiaramente si incontra Babbo Natale e gli elfi. Sto pensando se come elfo potrei... Dici che faccio bella figura come elfo. Mi porto dietro anche il Francesco che rende meglio, secondo me. Rende. Anche quest'anno partecipiamo... No, la Bagna Cauda Day, signori, roba erotica, cotta sulla stufa abbinata ai nostri vini. Oh signore, aspetta qua. Bagna della Merla. Dove siamo? Cos'è successo? Bagna della Merla, bagna cauda tradizionale. La novità dal 28 gennaio al 1 febbraio 2026, mentre dal 21 al 23 novembre, dal 28 al 30 novembre, la Bagna Cauda Day. Da 3 generazioni, una radicata cultura del vino e del territorio guida l'azienda alla produzione di vini pregiati, ricchi di memorie. Per l'occasione propone una bagna cauda preparata sulla stufa e accoglie i commensali nella taverna di degustazione della cantina. So che è pubblicità, però ragazzi qui mi hai preso... Bagna cauda tradizionale come Dio comanda, 30 euro. Antipasto uovo, amaretti, caffè digestivo. La bagna sovrana costa 40, ma c'ha dentro affettato misto, polentina con bagna cauda, uovo di quaglia, consommé, stracciatella, dolce amaretti, caffè e digestivo. Bene, anzi male, va malissimo assolutamente. Non vi dico niente di più, non vi dico no, dopo se finale in gloria con tartufo disponibile, sì, ecco, contattate i Vini Piana, vi posso dire così perché pubblicità non posso assolutamente. La bagna cauda, no, ma perché mi mettete davanti queste cose? A tradimento poi, a tradimento me l'avete fatto. Calici, signori.
Finalmente una cosa un po' più normale. 6 e 7 dicembre, Museo del Tessile di Busto Arsizio, qui si beve soltanto, la fiera mercato dei vini italiani più elegante e attesa dell'anno. Il Museo del Tessile di Busto Arsizio si trasforma nel cuore pulsante dell'enogastronomia italiana per un weekend di pura eccellenza. Ho capito che se magna pure. Oltre 35 produttori selezionati da tutta Italia, centinaia di etichette, menù di degustazione, location completamente coperta e riscaldata, ragazzi, e poi lo sapete come funziona, ci sono le cose tutte comprese, gli assaggini, il calice, la pettorina, le degustazioni illimitate. Chiaramente fatevi accompagnare da qualcuno che non beve e che vi porti a casa, altrimenti state lì per sempre. Busto Arsizio Varese, sabato 6, domenica 7 dicembre. Il Natale di Grazzano Visconti è veramente molto conosciuto, non posso far finta che non ci vada nessuno, però nei primi giorni, ve lo dico per esperienza, ci va pochissima gente ancora, il clou è più quando si avvicina al Natale. Il borgo di Grazzano Visconti, bellissima rievocazione del passato, si trova nel comune di Vigolzone, in provincia di Piacenza, e non lontano da Milano. Dall'8 novembre al 6 gennaio, dalle 10 alle 19, tutti i giorni, ingresso gratuito, attenzione, non si paga, il magico appuntamento con il Natale di Grazzano Visconti, questi negozi che ti vendono cose stupende del passato. Se non ci siete mai andati, è il caso di farci almeno una volta un salto, anche con i vostri figli o nipoti. Natale a Brugherio. Siamo a 2 passi da Monza, Piazza Roma, dal 22 novembre al 6 gennaio, dalle 9:30 alle 19, la pista di pattinaggio su ghiaccio, il villaggio di Babbo Natale, la ruota panoramica, mercatini, hobbisti e sapori regionali. 22-23 novembre, 7 dicembre, il mercatino degli hobbisti, il 29-30 novembre, sapori regionali d'Italia. Un'occasione per assaggiare invitanti specialità gastronomiche, riscaldarsi con deliziose bevande calde e curiosare tra le bancarelle. Il Natale a Brugherio e, come vi dicevo, poi già che ci siete, nella vicinissima Monza ci farei un giro anche lì. Ultimi posti disponibili per la 16ª edizione di Bancarelle in Corte al Castello di Gagliate. Siamo in provincia di Novara. Lunedì 8 dicembre, sabato 13, domenica 14. Chiaramente, se siete dei venditori, dei commercianti, una bella idea partecipare ai mercatini di Natale presso il Castello Visconteo Sforzesco di Gagliate, in provincia di Novara, dal 29 novembre al 14 di dicembre. Ragazzi, queste sono cose da segnare, ribadisco e discoriba, per portarci la moglie, la figlia, e facciamo un attimo qualcosa, usciamo di casa, alziamo il culo da quel divano e approfittiamo anche della tradizione dei mercatini, stupenda, dando una mano all'economia e magari comprando qualche regalino senza spendere troppo. Un'altra bagna cauda, ma porco cane, ma ce l'avete con me questa cosa? È treccio che in autunno. Siamo tornati, Salone Polifunzionale Franco Paglia Aglie, siamo in Piemonte, 21 di novembre e 22, allora il 21 bagna cauda, il 22 fritto misto alla piemontese, chiaramente si balla, se fate di quelle ballate dopo aver mangiato la bagna cauda, albese con bagna cauda, tomini freschi, bagna cauda con verdura di stagione, bonnet, acqua, vino e caffè, soli 25 euro. 21-22 novembre siamo ad Aglie in Piemonte. Appuntamenti da non scordare anche con tanto cibo da strada. Io voglio morire mangiando cibo da strada, sono uno di quelli che non smetterebbe mai di mangiare cibo da strada, Tassin Fugnon. Dal 29 novembre all'11 di gennaio, Natale in Villa Litta, qui siamo a 2 passi proprio da Milano, Viale Afori 21 MM3. Anche quest'anno la magia del Natale ritorna nello storico contesto di Villa Litta a Milano, nel cuore del municipio 9, la tradizionale pista del ghiaccio,
di 10x20 aperta tutti i giorni, una splendida location d'atmosfera fiabesca pronta a trasformarsi in un punto di aggregazione per il tessuto associativo e culturale della città metropolitana tutta, dove immergersi in meravigliose esperienze da non perdere. Pista di pattinaggio, mercatini, sempre aperti e sweet corner con tante golosità. Avete scritto? Dal 29 novembre al 1 di gennaio, Villa Litta, Viale Afori 21. Siamo sotto Milano. Me ne vado? Sì, ho quasi finito, ragazzi. Mamma mia, quanti appuntamenti da non scordare, e vi ringrazio perché siete in tantissimi anche che me li state inviando al 340 67 09 659. E ricordate che io sono in onda con È tutto un magna magna ogni mercoledì dalle 12:30 alle 13, ma poi ancora la domenica in replica, e quando vado io in replica sono le 12:30. Come fare per farmi avere questi appuntamenti? Anche tramite mail, se volete, non ci vuole assolutamente niente. Potete scrivere a sammy.varin@radiolibertà.net ed è assolutamente la stessa cosa. Ho modo poi di trasmetterle in diretta e di far capire quante cose buone ci sono in È tutto un magna magna, e molto spesso sono appuntamenti poco conosciuti, appuntamenti che non vengono pubblicizzati sulle grandi e grosse reti, appuntamenti che vedono anche molti artisti indipendenti esibirsi. Questa è un'altra cosa bellissima a cui tengo, visto che è una mia mission trasmettere artisti indipendenti anziché i soliti che vengono imposti dalle grosse e grasse radio. A proposito di artisti indipendenti, eccoli qua, guarda qua, una rassegna concertistica targata domenica 23 novembre, questa domenica a Legnano, a 2 passi da Milano, che si chiama GB Music Festival, dedicata alla violenza sulle donne, alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questa domenica 23 novembre, Legnano, Milano, Auditorium Rodari, La voce delle donne, con delle amiche di Radio Libertà. C'è Susanna Zucchelli, Maria Chiara Ferraro, Isabella Carcione. La Susanna voce, la Maria Chiara voce e violino, Isabella Carcione al pianoforte. Domenica 23 novembre ore 17 a Legnano per questa rassegna concertistica in argomento giornata contro la violenza sulle donne. Stessa cosa si ripete martedì 25 novembre a Borgomanero, Novara, piazza 25 aprile 18, Casa della Carità. Anche in questo caso abbiamo queste 3 artiste indipendenti che hanno fatto anche dei pezzi, li trovate su YouTube: Susanna Zucchelli, Maria Chiara Ferraro e Isabella Carcione. Martedì 25 novembre alle 20:30 a Borgomanero, Novara, piazza 25 aprile presso la Casa della Carità, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Avremo modo di tornare a parlarne, minimo per il momento sì, è proprio tutto un magna magna. Buon appetito, e è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30.